Verona, blitz all'alba della polizia, le infiltrazioni nell'azienda municipalizzata dei rifiuti AIMA, 2 dirigenti agli arresti domiciliari, tra gli indagati anche l'ex sindaco Flavio Tosi. L'ex boss della Mala del Brenta Felice Maniero condannato a 4 anni per maltrattamenti sulla compagna, la lettura della sentenza malgrado il tentativo di rinviarla per motivi di salute. Nidi e centri estivi per i bambini da 0 a 3 anni, il presidente Zaia firma l'ordinanza, riaperture possibili dal lunedì, linee guida inviate 10 giorni fa ma dal governo nessuna risposta. Lo studio condotto dal virologo Crisanti avvò il virus nel paese circolava già dalle prime settimane di gennaio, intanto il paese ha voluto ringraziare i carabinieri per la vicinanza a tutti i cittadini con 50 bottiglie di vino. Busta con della polvere bianca indirizzata al sindaco Conte, recapitata all'ufficio protocollo del comune di Treviso, immediato l'allarme, 9 dipendenti sottoposti ad esami e prelievi. Violento nubifragio a Montebelluna, garage scantinati allagati a causa dello straripamento del canale Brentelle, racconto di un genitore: mio figlio ha rischiato di morire, Venezia torna l'acqua alta. Slitta l'emergenza, costringe il Marostica ad una decisione storica, annullata l'edizione 2020 della partita a scacchi, tutto spostato al 2021. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito dai titoli: le lunghe mani della 'ndrangheta a Verona, le infiltrazioni nell'azienda municipalizzata dei rifiuti, 2 dirigenti agli arresti domiciliari, tra gli indagati anche l'ex sindaco Flavio Tosi. Il servizio. La lunga mano dell''ndrangheta su Verona. Dopo Eraclea e Padova, la Procura distrettuale antimafia con il servizio centrale operativo e la questura di Verona e Venezia mette a nudo un altro sodalizio tra criminalità organizzata, imprenditoria e pubblica amministrazione. 26 le persone indagate, di cui 17 destinatari di custodia cautelare in carcere, 6 agli arresti domiciliari e 3 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Agli arresti domiciliari 2 dirigenti di AMIA, l'azienda di rifiuti pubblica di Verona. La società gestisce dei corsi di formazione, quindi all'interno della gestione di questi corsi di formazione c'è stato un inserimento di questa cosca, di questa andrina 'ndranghetista che si è accaparrata del denaro pubblico. Tra gli indagati spiccherebbe il nome dell'ex sindaco della città scaligera Flavio Tosi. L'accusa nei suoi confronti sarebbe di peculato in relazione alla presunta distrazione da parte dell'ex presidente della municipalizzata AMIA, ora ai domiciliari, di una somma di circa 5.000 euro, soldi per prestazioni mai eseguite in favore dell'azienda pubblica ma che sarebbero serviti nell'interesse di Tosi per pagare la fattura di un'agenzia di investigazioni privata. L'indagine, durata 2 anni, ha messo in luce la presenza di una struttura di criminalità organizzata autonoma, ma il cui vertice era saldamente legato all''ndrangheta calabrese riconducibile alla potente cosca degli Arena Nicoscia, di Isola di Caporizzuto nel Crotonese. A organizzare, gestire e tirare le fila Antonio Giardino, detto Totareddu, con la famiglia sul territorio scaligero con un'attività edilizia, ma che in realtà gestiva rapporti con imprenditori locali e pubbliche amministrazioni di tipo economico-finanziario, volti al riciclaggio di denaro della Calabria piuttosto che l'evasione fiscale. Oltre 130 i capi di imputazione che vanno a vario titolo dall'associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, trasferimento fraudolento di beni, emissione di false fatturazioni per operazioni inesistenti, truffa, corruzione e che ha portato ad un ingente sequestro di beni. Che sono stati sequestrati beni mobili, immobili, terreni, edifici, società, quote societarie, anche conti correnti per un valore totale di oltre 15 milioni di euro in un monitoraggio che va dal 2017 al 2019. Il presidente della regione Luca Zaia, nel commentare l'operazione della direzione distrettuale antimafia, ammonisce: non bisogna abbassare la guardia. Le azioni della nostra magistratura sono sempre ben accette e penso che, nel rispetto del fatto che il Tribunale poi emette le sentenze e non spetta a noi fare considerazioni, ma guardando da fuori dico anche che questa non è una novità, perché ricordo altre azioni, grosse attività della Procura di Venezia proprio in questo senso. Ovvio è che è inutile nascondersi dietro al dito, abbiamo già un processo nel quale siamo addirittura costituiti, come ripeto, in virtù di una legge regionale che tratta sempre questi fatti. C'è altra notizia oggi, penso che il substrato ci sia. Il substrato è dato anche dalle crisi economiche, dalle difficoltà delle imprese e anche dalla ricchezza magari dei territori, quindi territori che rischiano di essere
quasi per contrappasso fertili, no? Per alcune attività. Non lo sono magari in un periodo economico poco favorevole, ma lo sono per attività poco lecite. E penso che questo ci permetta di dire che non dobbiamo abbassare la guardia. Felice Maniero è stato condannato a 4 anni per maltrattamenti sulla compagna. L'ex boss della Mala del Brenta ha rinunciato a collegarsi dal carcere di Voghera per motivi di salute. Il giudice ha così rinviato la lettura della sentenza disponendo una verifica in carcere delle condizioni di Maniero. Sintomatologia pretestuosa ha stabilito il medico ed è stato quindi emesso il verdetto. Zaia firma la nuova ordinanza, da lunedì sì anche ai nidi con la possibilità dei centri estivi per i bambini 0-3 anni. Di nuovo la Regione anticipa il governo che non ha dato risposte sulla linea guida inviata ancora 10 giorni fa. Dall'8 giugno 2020 è consentito lo svolgimento di servizi, Siri che mi ha sentito, dall'8 giugno 2020 è consentito lo svolgimento dei servizi per l'infanzia per bambini di età compresa tra gli 0 anni e i 3 anni, nel rispetto delle corrispondenti disposizioni di cui alle linee di indirizzo contenute nell'allegato 2 dell'ordinanza 55 del 29 maggio 2020. Una storia che siamo abituati ad ascoltare. Il governo non dà risposte tempestive e le regioni in ascolto del territorio anticipano. Questa mattina il presidente Zaia ha firmato l'ordinanza anche per i nidi, la categoria 03, accogliendo le richieste di strutture, famiglie e pediatri. Le linee guida sono state predisposte dal Veneto con 10 giorni di anticipo, condivise con le altre regioni, validate dai servizi di Dipartimento di Prevenzione delle stesse. A tutt'oggi non abbiamo notizie, magari fra un minuto, un istante, un'ora, un giorno, una settimana, qualcuno ci chiamerà da Roma e dirà anche noi vi abbiamo validato le linee guida, ma noi non possiamo attendere oltre. Linee guida che in attesa di una risposta del governo saranno così applicate. Ora toccherà alle strutture sul territorio recepirle ed organizzarsi. Nella stessa ordinanza firmata stamattina viene dato il via libera anche agli informatori scientifici del farmaco di rientrare negli ospedali. Riaperte anche le sale gioco dei bambini, per queste varranno le stesse regole stabilite per i parchi giochi. L'uso di piscine nei condomini e nei residence sarà consentito. L'efficacia temporale è fino al 27 di giugno. Non è una prova muscolare, ribadisce il Presidente. La firma arriva oggi per dare il tempo alle strutture di organizzarsi. Grandi assenti restano sale da ballo, cinema, teatri, discoteche, sale bingo, fiere e sagre. A loro, con tutta probabilità, sarà dedicata la prossima ordinanza. La Regione potrebbe essere costretta ad anticipare anche in questo caso prove tecniche di autonomia. Il Presidente continua a ribadire il valore e il significato della sua crociata per l'autonomia. L'autonomia, anche e soprattutto dopo quello che è accaduto con il coronavirus, ce la meritiamo ancora di più. È una squadra veneta che dimostra che davanti il problema lo affronta. Sapete qual è il problema? Che a Roma la parola autonomia la percepiscono come una sottrazione di potere. In Veneto invece la percepiamo come un'assunzione di responsabilità. Dovremmo trovare un punto di incontro. Nodo trasporto pubblico, è intervenuto il sottosegretario all'interno Achille Variati. La Regione Veneto sbaglia a ipotizzare di rinunciare al distanziamento sociale nei mezzi. Sentiamo. Il Presidente Zaia ha chiesto al Governo di togliere le misure di distanziamento obbligatorio all'interno dei treni e all'interno dei mezzi pubblici di trasporto. Considero questa una cattiva idea, perché scientificamente è dimostrato che proprio negli assembramenti e in particolare al chiuso che ancora il virus può passare da persona a persona. Ritengo invece che con le competenze che la Regione ha si possa elaborare un piano di intesa con lo Stato per accompagnare le corse dei treni, corse su mezzi su gomma, anche utilizzando le aziende private che in questo momento non lavorano perché non c'è turismo, e penso che questo possa quindi garantire meno affollamento, efficienza nei trasporti, anche in vista della grande questione del trasporto scolastico che verrà a settembre. Ed ora la cronaca, una busta sospetta con della polvere bianca è stata recapitata a Cassugana. La missiva era indirizzata al sindaco di Treviso Mario Conte.
Sono le 11 quando a Casugana scatta l'allarme. Via Municipio viene bloccata, l'area transennata. Sul posto la polizia, gli uomini del SUME e i vigili del fuoco del nucleo NBCR. Sono attimi concitati, in comune è arrivata una busta, all'interno una polvere bianca. È arrivata un'altra busta indirizzata al sottoscritto, l'ennesima lettera con questo tenore, non si abbassa la guardia, non abbiamo paura, si va avanti, però dispiace per i dipendenti del comune, le forze dell'ordine che sono state costrette ad intervenire anche con un numero importante, con un dispiegamento importante di uomini. L'ufficio protocollo è stato chiuso. Precauzionalmente 9 dipendenti comunali venuti a contatto con la polvere, 4 dell'ufficio protocollo, 4 messi comunali e un addetto alle spedizioni, sono stati affidati ai medici e infermieri del SUEM 118 per gli accertamenti del caso. Per nessuno è stato necessario ricovero. Paura francamente non ne ho, mi dispiace però che ci siano questi episodi che non riguardano solo il sottoscritto ma riguardano tutte le persone che hanno un ruolo o che si prendono delle responsabilità di amministrare, che sono poi minacciati e sono oggetti appunto di questo tipo di intimidazioni. Questo mi dispiace francamente. E questa non è la prima volta, si tratta della terza in 2 anni. Nel 2019 era stata recapitata un'altra lettera, la firma sempre la stessa, una doppia Z incrociata. Lo sconosciuto mitomane ha inviato la busta con un contenuto di consistenza anomala, vergata, con la sigla già nota e la scritta Twin Towers. Lo scorso anno il messaggio, altrettanto criptico, era stato invece The End. La missiva, che non è stata aperta, è stata affidata al nucleo NBCR. Le indagini sono in corso per verificare la natura della sostanza e individuare l'autore del gesto. Immediate le manifestazioni di solidarietà. Sono certo, dice il segretario regionale del PD Alessandro Bisato, che non saranno certo questi atti vili ad intimidire il lavoro di Conte e dell'intera amministrazione. A distanza di quasi un anno i soliti delinquenti abituati a non metterci la faccia tornano a colpire, dice invece il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Luca De Carlo. Poi aggiunge: è un atto vile e meschino. Ed ora Venezia con l'acqua alta, previsto un picco di 120 cm per questa sera, un fenomeno anomalo per il periodo e negli ultimi 20 anni in giugno è successo solamente 3 volte. Dopo i danni dello scorso 12 novembre, con l'ultima previsione torna l'incubo acqua alta a Venezia. Alle 22:30 infatti si prevede un picco massimo di 120 centimetri, un fenomeno anomalo per il periodo. Negli ultimi 20 anni, in giugno, il livello ha superato i 100 centimetri solo 3 volte. Il 6 giugno del 2002 con 121 centimetri, il 6 giugno del 2009 con 105, il 16 giugno 2016 con 117. Ecco, particolarmente quindi è particolare proprio il livello della marea astronomica che questa sera segnerà 83 centimetri. Con gli 84 centimetri di aprile sono le maree astronomiche più alte degli ultimi 150 anni. Il livello quindi di marea così elevato è purtroppo causato dalla coincidenza di 3 fattori, principalmente marea astronomica altissima, la concomitanza del passaggio di un minimo depressionario sul Veneto e venti di scirocco lungo l'Adriatico. Un fenomeno anomalo ma che non dovrebbe destare particolare preoccupazione, rassicura D'Este. Ci sentiamo sufficientemente sereni da dire alle persone insomma, che riteniamo che tutto si rispecchierà in quanto abbiamo segnalato, ovvero in una marea circoscritta e data da un picco massimo di 120. Su questo noi siamo abbastanza tranquilli, poi ci siamo peraltro preoccupati preventivamente questa volta per quanto riguarda l'area di Pellestrina, dove avevamo già dato corso ai lavori per innalzare la muretta frontale proprio per le alte maree, in corso d'opera, quindi abbiamo provveduto ad avvicinare all'area interessata, maggiormente interessata, altre 6 pompe nell'eventualità che e 2 righe di sacche. Venerdì sera alle 22:55 invece si prevedono 100 centimetri.
Covid-19, situazione nelle case di riposo. Dalla Regione è arrivato il prospetto che mette a confronto la fotografia del contagio al 16 maggio e quella relativa al 2 giugno. In questi 15 giorni la situazione ha subito un'impennata decisamente positiva, con meno 652 casi di positività tra gli ospiti e meno 308 tra gli operatori. L'indagine ha coinvolto 331 strutture in tutto il Veneto per un numero complessivo di 31.656 ospiti, 27.002 i testi rapidi effettuati, 31.324 i tamponi. Di questi casi positivi sono 757, ricoverati 80, sono il 2,4% del totale. Dal 20 febbraio sono deceduti con il Covid 810 anziani. Per quanto riguarda gli operatori, 28.595 sono i tamponi effettuati, altrettanti test rapidi, 349 sono gli operatori con Covid positivo, l'1,1% del totale. Primi risultati dai test compiuti dallo studio condotto dal virologo Andrea Crisanti a Vo. Il virus nel paese circolava già dalle prime settimane di gennaio. 21 febbraio 2020, è un venerdì pomeriggio, quello in cui il Veneto piomba nell'emergenza coronavirus. 2 anziani di Vo ricoverati a Schiavonia risultano positivi al tampone. Adriano Trevisan morirà in ospedale poche ore dopo, ma il virus non era appena sbarcato nella nostra regione, era entrato a Vo intorno alla prima o seconda settimana di gennaio. A dirlo Andrea Crisanti, virologo responsabile della microbiologia dell'azienda ospedaliera di Padova, l'uomo dei tamponi che a Vo, paese dei Colli, regno del vino e della trachite, ha condotto 3 campagne di tamponi, l'ultima delle quali inizio maggio, affiancata da test sierologici ed esami del DNA su tutta la popolazione, bambini compresi. Per i risultati definitivi dello studio ci vorrà tempo, ma intanto emergono le prime anticipazioni. Il 5% degli abitanti di Vo avrebbe sviluppato gli anticorpi presenti, come rilevato dai test sierologici, anche in persone risultate negative ai primi tamponi. Un dato questo che porterebbe indietro la lancetta della comparsa del Covid-19 a Vo ai primi 15 giorni di questo storico 2020. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio e torniamo a Vo. 24 febbraio, 8 marzo. Sono stati 15 giorni difficili, quelli di cordone sanitario e di isolamento vissuti dal comune di Vo, che oggi, alla vigilia della festa nazionale dei Carabinieri, ha voluto ringraziare i militari dell'Arma per la vicinanza a tutti i cittadini, con 50 bottiglie di vino, il prodotto più importante di questa terra. All'Arma e a Vo. Un brindisi e un grazie dai cittadini di Vo all'Arma dei Carabinieri. Sono stati loro a presidiare il varco numero 1, quello principale, quando attorno al comune si è stretto il cordone sanitario il 24 febbraio. Erano sempre loro a controllare il territorio, ma soprattutto a sostenere i cittadini con piccoli gesti, dal giornale quotidiano agli anziani al presidio di attività. Perché nel DNA dei Carabinieri c'è la conoscenza del territorio e la vicinanza ai cittadini. Per questo, nel giorno della festa dell'Arma, 5 giugno, le stazioni del Comando Provinciale di Padova brinderanno con le 50 bottiglie di rosso fermo di Vo. Il sindaco vi ha ringraziato dicendo: quando tutti ci evitavano voi siete stati vicini a noi. Sì, noi siamo stati vicini, siamo stati presenti, così come lo stato il personale sanitario e, devo essere onesto, anche le altre forze di polizia, per amor del cielo. Però noi siamo qui, tra virgolette, abitiamo a Vo, con la nostra stazione competente che è Lozza Testino, e questo dono che ci hanno fatto, questa bottiglia di vino, insomma, in occasione della festa dell'Arma, è un gesto veramente che apprezziamo molto, e domani le nostre stazioni del Comando Provinciale di Padova, come dire, brinderanno con il vino di Vo. Con il colonnello Manzini nella sede della cantina di Colli Ogani, il comandante della compagnia di Abano, tenente colonnello Marco Turrini, e il vicecomandante della stazione di Lozza Testino, competente per territorio, maresciallo Olivetto Rossi. Qui c'erano anche tutti i cittadini di Vo, rappresentati dal sindaco Giuliano Martini. Avere avuto l'Arma vicina a fianco, vista così dalla nostra posizione, da noi cittadini che siamo stati considerati degli untori, insomma,
era una rassicurazione importante. Loro ci sono sempre stati vicini, sono sempre stati vicini alla gente, vicini ai nostri bisogni, e quindi ci sembrava una cosa giusta e doverosa da parte nostra. Un vino, questo rosso, il Serprino bianco, che servirà anche a sostenere la ricerca sul coronavirus. Queste nostre bottiglie potranno dare un importante contributo alla ricerca scientifica dell'Università di Padova e in questi progetti che sta portando avanti il professor Crisanti. Ricordiamolo che è stato uno degli artefici del salvataggio della regione Veneto e quindi che ci ha permesso di uscire indenni, anzi ancora più rafforzati da questa esperienza. L'emergenza sanitaria costringe Marostica ad una decisione storica, annullata l'edizione 2020 della partita a scacchi, tutto spostato al 2021. In forza ed in nome del mio Ministerio e per tutti i cive della Serenissima, Zancuo Usari, Mario e Mujer. Mario e Mujer. Ahimè, l'amore tra Vieri da Vallonara e la bella Leonora dovrà aspettare settembre 2021. Il Covid ferma anche la storia d'amore di una delle più celebri rievocazioni storiche, la partita a scacchi a personaggi viventi di Marostica. Abbiamo dovuto fare in modo che la sicurezza delle persone, dei figuranti e di tutte le persone che si adoperano per far sì che questo spettacolo vada in scena sia una priorità. Quindi priorità massima alla sicurezza, abbiamo deciso di spostarlo al 2021, 10, 11, 12 settembre. Tutto slitta al 2021 e poi nuova edizione subito l'anno dopo, nel 2022. È la prima volta che succede, mai la partita a scacchi è stata fermata, ma l'emergenza sanitaria questa volta lo impone. Le persone che hanno acquistato il biglietto è valido per lo spettacolo dell'anno prossimo, stesso giorno, stessa ora, o comunque potranno chiedere eventualmente all'associazione di cambiare il giorno dello spettacolo tramite un voucher nei termini previsti dal decreto rilancio, quindi 30 giorni di tempo per chiedere un eventuale cambiamento. Spostato al 15 settembre 2021 anche il concerto di Andrea Bocelli, che doveva tenersi sempre quest'anno in Piazza degli Scacchi. Certo, due brutti colpi per la città di Marostica e per il suo indotto turistico. Un'estate ricca di iniziative che puntava a 90.000 presenze, vendendo tutti quanti i biglietti dei vari concerti e partita a scacchi. Sicuramente sarà un'estate particolare. Rinviare la partita a scacchi è una scelta storica, fino ad oggi non era mai stato fatto, però la sicurezza delle persone ha sempre la precedenza. Ed ora a Montebelluna, dove è straripato il canale Brentella, case allagate, danni ingenti, e solo per un caso non ci sono state vittime. Verso le 9:05 mio figlio che stava giù da basso sulla Radio TV mi chiama: papà sta entrando acqua. Sono sceso e in quel mentre proprio si è scardinata una porta e si è travasato dentro una quantità enorme di acqua. Mio figlio stava proprio giù nella sala perché insomma che adesso è distrutta, no? Niente, praticamente papà, guarda che sta entrando l'acqua. E se lui non si accorgeva rimaneva... Sì, probabilmente sì. Un minuto in più e molto probabilmente padre e figlio potevano rimanere mortalmente intrappolati in questa taverna completamente invasa dall'acqua. È ancora sconvolto e per questo non vuole comparire il proprietario di una delle due abitazioni di via Berto Montebelluna, inondate ieri sera dallo straripamento del canale Brentella. Siamo a 2 passi dal cimitero e qui l'acqua e soprattutto il fango ha distrutto i ricordi e le passioni dell'ingegnere. Immagini impressionanti che vanno ad aggiungersi a quelle dell'abitazione accanto, dove abita da meno di un anno una delle figlie dell'ex sindaco Dino De Longhi, che ci accoglie in lacrime. Ci hanno allagato tutto, la Brentella. Sicuramente chi doveva non ha chiuso, e qua avevamo l'acqua fino a qua. Dove? Qui. Intanto, e poi giù le faccio vedere le foto, cioè là le tende. E giù da basso.
È entrata dal portone d'ingresso e dalle porte della stanzetta e della lavanderia, è venuta giù la quantità che c'era. Avevo il giardino completamente allagato, le macchine sott'acqua, tant'è che sono state portate via col carro attrezzi e non funziona più neanche una delle due macchine. Il cancello non si apriva più, quindi non riuscivamo più a far scorrere l'acqua. Il bambino terrorizzato non le dico. Un disastro. È tutto derivato dalla Brentella. Tutto dalla Brentella, perché noi siamo qua da un anno, per l'amor di Dio, la casa è nuova, piovuto più di ieri, non è mai successo niente. I miei sono da 30 anni, non è mai successo niente che sconfinano, tutto ieri sera, anche loro si sono allagati. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Bentrovati al meteo. La perturbazione si allontana dal nostro territorio, ma nella giornata di venerdì 5 giugno causerà ancora qualche conseguenza. Nel dettaglio sul Veneto al mattino il cielo risulterà molto nuvoloso con piogge e temporali piuttosto frequenti. A partire dalle ore pomeridiane avremo un miglioramento con pause asciutte e soleggiate. Entro la nottata il fronte perturbato avrà definitivamente lasciato la nostra regione. Temperature in ripresa, minime tra 11 e 15 gradi, massime tra i 19 e i 25 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia. Inizialmente avremo diffuso maltempo, dal pomeriggio qualche schiarita, via via entro sera fenomeni in esaurimento. Temperature minime fino a 14 gradi, massime invece tra i 18 e i 21 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità. Precipitazioni diffuse che via via lasceranno posto con il passare delle ore a un tempo decisamente più asciutto. Temperature minime sui 9 e 11 gradi, massime invece fino ai 23 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.